Se i fuochi d'artificio della mezzanotte del sabato rappresentano il risveglio festoso della comunità, la domenica pomeriggio a Il Bono custodisce il cuore più intimo, sacro e maestoso dell'intera festa. La processione solenne in onore della Madonna delle Grazie non è una semplice sfilata, è un arazzo vivente di fede, colori e orgoglio identitario che si snoda tra le storiche vie in salita del paese. Un rito antico in cui il tempo sembra sospeso, scandito dal passo solenne dei cavalli, dal ritmo cadenzato dei tamburi e dal sussurro corale delle preghiere. La processione si apre con una spettacolare scorta d'onore, i cavalieri e dei fucilieri. Cavalli fieri, maestosi, bardati con finimenti preziosi e coccarde festive, risalgono con grazia le ripide strade decorate da bandierine bianche e azzurre. Gli uomini e le donne in sella indossano l'abito tradizionale, mostrando una compostezza che è essa stessa forma di rispetto e devozione. Il rumore degli zoccoli sul selciato apre la strada e annuncia alla folla, assiepata lungo i marciapiedi, l'arrivo del corteo sacro. Uno degli aspetti più straordinari di questa festa è la sua capacità di unire l'intera Sardegna. Stendardo dopo stendardo, vediamo sfilare decine di gruppi folk provenienti da ogni angolo dell'isola, da Monastira Settimo San Pietro, da Capoterra a Barisardo, fino ai centri vicini come Lanusei, Arzana e Tortolì. Ogni gruppo porta con sé il proprio abito tradizionale, unico nei dettagli, nei ricami e nella foggia. È una sfilata di velluti neri, sete colorate, fazzoletti ricamati e gioielli in filigrana d'oro che brillano sotto il caldo sole dell'estate ogliastrina. Guardate la grazia e la devozione nei gesti di queste donne e di questi uomini in abito tradizionale. Portano in dono delle torte, preparate con cura e collocate all'interno di un upalini, il tipico cesto sardo decorato con raffinatissimi ricami e merletti sfilati a mano. Queste torte rappresentano una preghiera tangibile, un profondo segno di voto e grazia per ringraziare la Vergine delle Grazie. Al termine della Santa Messa, questi doni non verranno sprecati, ma benedetti e distribuiti a tutti i fedeli e ai partecipanti. Ad accompagnare questa sfilata di fede c'è il maestoso carro a buoi, addobbato a festa per l'occasione. Su di esso sfila solennemente il simulacro della Madonna, rievocando la leggenda del 1600 secondo cui la statua arrivò miracolosamente dal mare e fu trasportata a Il Bono proprio da un fiero carro di buoi.
Gesù e de Maria, su nomini de Gesù e de La processione è un'esperienza che passa anche attraverso l'udito. C'è il rullo solenne dei tamburi, che con il loro passo rigoroso ritmano il cammino dei pellegrini lungo le vie del paese. E poi c'è il sussurro profondo del Santo Rosario, recitato a gran voce e diffuso lungo le strade, che unisce residenti e visitatori in una suggestiva atmosfera di raccoglimento. Ma la fede qui è anche gioia. In coda al corteo, le note calde degli organetti diatonici annunciano la festa civile, preparando l'animo della piazza ai canti e ai balli che si terranno più tardi.
Dal tuo cuore benedetto si espande ogni speranza di salvezza. Le tue grazie, o Madre, formino la letizia e la gioia dei popoli tutti. Continua a diffondere sopra i tuoi devoti le onde della tua beneficenza e la pienezza delle tue grazie. Ripeti anche oggi, a nostro vantaggio, i prodigi d'amore di cui è ricca la storia della tua venuta nel popolo di Ilbono. E così, confortati dalla tua grazia, ti ameremo sempre, contenti d'aver per madre la stessa Madre di Dio. Amen. Madonna delle grazie, prega per noi e per le nostre famiglie. Madonna delle grazie, Prega per noi e per le nostre famiglie. Madonna delle grazie, Prega per noi e per le nostre La forza della festa della Madonna delle Grazie risiede nel suo futuro. Questa sfilata non è una fredda rievocazione storica, ma un rito comunitario vivo che respira attraverso le nuove generazioni. Lo vediamo negli occhi dei tantissimi bambini e giovani che sfilano fieri, indossando con rispetto l'abito tradizionale tramandato dai nonni e dai genitori.
È un passaggio di testimone silenzioso e potentissimo, che garantisce la sopravvivenza della nostra identità culturale. Mentre il simulacro fa il suo rientro in chiesa, la solennità del pomeriggio si scioglie nell'abbraccio festoso della sera. Dalla devozione dell'altare, la comunità si prepara a spostarsi in piazza per una notte di musica e condivisione con i Dilliriana. Perché a Il Bono la tradizione è proprio questo: fede che si fa comunità, identità che si fa festa. Grazie per aver vissuto insieme a noi questa giornata indimenticabile.